Friuli Venezia Giulia torna in zona gialla. Oggi in macchina si respirava un'energia positiva, siamo felicissimi, finalmente si può uscire, si può andare a camminare, siamo a Sappada, è una giornata meravigliosa, c'è il sole, iniziamo il percorso. Come prima uscita dopo il lockdown abbiamo deciso di fare una cosa molto tranquilla. In verità oggi non abbiamo fatto un percorso né circolare né con un punto di inizio e un punto di fine, ma abbiamo più che altro perlustrato una zona. Abbiamo fatto dei percorsi che sono molto semplici, però allo stesso tempo panoramici, belli, aperti. Non abbiamo utilizzato praticamente le ciaspole, non c'era bisogno dei ramponi e sono quei percorsi semplici che magari vengono consigliati come primo percorso dopo un lungo periodo rimasti a casa, dove vai un pochino a testare le ginocchia, le gambe, vedere se tieni, vedere fino a dove arrivi, vedere se il fiato c'è.